Scatman's World. Scatman's World. Ciao a tutti del comandante veneziano, siamo nel Mar Nero e purtroppo, raga, come si dice, avete fatto notare che il vero problema di questa scuderia è proprio questo, che il buon Bonaventura ha sbagliato tutto. Ha sbagliato tutto, consumo gomme al minimo, carburante al minimo, una macchina di merda e soprattutto comincia a essere veramente incazzato il nostro, come si dice, presidente, sicurezza lavoro a rischio purtroppo. E vabbè. Adesso vediamo di fare qualcosa di buono in Russia, la monoposto la stiamo sviluppando. E niente, invece vediamo che buoni, cioè Breton è una cosa disastrosa, la Fox terza, io più di così ragazzi, non so che fare, se mi esonerano, veramente sono delle merde perché sto cercando di fare il massimo, cioè Bonaventura ha fatto la macchina più schifosa del pianeta ragazzi. Cioè, vabbè, allora, guarda, sto sviluppando la grande, stiamo sulle medie e assetto gara. Medie e assetto gara. Ok? Cioè, guarda i setup, ragazzi, più di così, onestamente. Forse posso ancora lavorare un po' di qua. Proviamo così, ok. Allora, scelta delle gommez, 9 giri. Mamma mia. 9 giri. Anzi, però con lui provo questa strategia qua, 13 laps. 13 laps. Ti prego, mi basterebbe un podio per recuperare un po' di terreno. Devo arrivare almeno quarto, sarà durissima, fioi, ma io ci provo. 9. Ti prego, non fallire, Fox. Siamo tutti con te, Molly. Siamo solo... Ok. E che con le consumo come carburante così basso ha fatto una macchina vergognosa, è una macchina buggata, ragazzi. Cioè, tipo, se mi salvo sta stagione, il prossimo anno possiamo fare grandissime cose, raga. E si parte, vai Molly, non tradirmi Molly. La macchina la stiamo sviluppando bene nell'affidabilità, le prestazioni ci sono. Purtroppo è l'usura gomma che è una roba bestiale. Dai, per una volta cerchiamo di scappare via e arrivare terzi. Ok, proviamo così, questa è la nostra strategia e con lui arancio arancio. Dai Molly. Vabbè, però allora, cioè, già abbiamo le gomme che si consumano subito. Breton, vai a cagare, cioè. Mamma mia, alla fine che compro, guarda, compro Mazzacane, ragazzi, lo compro. Compro Gaston, non mi interessa, cioè, dai, non può essere uno così scarso, ragazzi. Non può esistere nel mondo. Cerca di tenermi la posizione, Molly. Solo tu mi puoi salvare, vada Breton, guarda, vada il coglion, guarda. Cioè, con le gomme medie. Cioè, con le soft. Perché le soft a Breton? No, adesso vedo, ma vaffanculo. Niente, il cume è proprio incoglionito allora, perché cioè io ho messo le medie, ma dai, ho rimesso le soft, ma va a cagare, ma. Dai che la Fox è terza e ha preso terreno, vai Molly. Vai Molly, cazzo, tutti insieme, non mi interessa niente di Brett, su. Lui è un coglione, io però ho sbagliato. Sì, lei poi. Tutti su Molly, del resto me ne fottu cazzo. Dobbiamo tenere assolutamente, raga. Bloccaggio di Oronzo via le coste, sono ultimi, comunque la Boa Speranza non ce la fa, poverina. Breton è ultimo, guarda, vai box, guarda. Ciao coglione, ciao. Anche il carburante, ma se l'ho cambiato il carburante? No, ma ora c'è qualcosa. No, non ho parole. Ma perché non mi ha salvato? Boh, ecco perché che sboccia, scusa. Mi dispiace, Breton. Però cazzo, io ho messo...
Boh, io avevo messo i giri e tutto, forse si è salvato nella velocità, la tensione, sono teso, fioi. Sono teso perché l'è dura, loro vanno ai pit. Ultimo giro. Vai Molly. Mettiamo le medie. Le medie mi durano 13 laps. Componenti perfetti. E vai. Vai Molly, vediamo se riesce a guadagnarmi qualcosa la Molly. Dai Molly ai box. Quanto abbiamo? 9 secondi, no, sarà impossibile guadagnare posizioni. Dai Molly, dai Molly, dai Molly, dai Molly, dai Molly, dai Molly. Quarti. Ah ok, ma Bregan deve ancora dare i box la Bergman. Breton 18esimo, ma è la Molly che deve regalarci il sogno. Vai Molly. Devo sviluppare la macchina veramente alla grande. Devo arrivare quarto, cazzo, perché il prossimo anno poi sono cazzi loro. Vai Molly, regalaci il The Dream. Vai Molly, il The Dream. Tutti insieme ragazzi, tutti insieme voglio sentire i cori per il Cume e per la Molly. Dai fioi. Adesso vai box e torniamo in terza posizione con un bel, insomma, con un vantaggio su Piaget. Però devono ancora andare ai box e Piaget. Dai raga, noi stiamo tenendo bene le gomme, ti prego Molly, devi guidare tranquilla Molly. Con il nostro giallo arancio che ci ha regalato le grandi vittorie con la Vexala e con la Boa. Tanto il povero Breton, ma non la Breton ragazzi. Quanto me la godo la Breton. Una cogliona biblica la Breton. Però il cubo non ho capito, io ho messo, me lo ricordo, gomme medie e 13 giri. Quindi non lo so perché, boh, non mi ricordo raga, sono in transagonistica sinceramente. Cioè abbiamo vedi lui sta risparmiando però con le gomme hard, niente, Sharp e Drexler sono fortissimi, non c'è niente da fare. Però stiamo, veramente siamo terzi tranquilli, voglio il primo podio in Ferrari ragazzi. Anzi in scuderia Rossini, perché siamo in scuderia Rossini. Rispetto per la scuderia Rossini. Mamma mia, via il blocco ogni secondo, ma che acquisto di merda che ho fatto per la Boa. Breton 16esimo. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Venti giri alla fine, 20 laps. 20 laps. E comunque erano le gomme messe come le nostre Wexler Sharp, anche se chiaramente è quasi impossibile prenderle. L'obiettivo nostro è finire terzi, sarebbe un risultato incredibile. Non vedo l'ora di vendere Breton, cioè rimetterlo come terzo pilota, vero? Dai Molly, dai Molly. Tanto Sharp ha in difficoltà con le gomme. Anche il Wexler insomma non è messo bene, è la mescola più... È una mescola più dura della mia. Breton 14esimo. E la Molly c'è, la Molly c'è. Dai Molly. Bisogna capire però che come mettere perché non mi cioè le hard non mi danno una sicurezza incredibile. Stiamo sul risparmio. È meglio andare ai box ragazzi allora. 18 giri. Proviamoci se abbiamo problemi, poi mettiamo le soft. Ok. I componenti ci sono e veloce. Vai che andiamo ai box, vai che andiamo ai box. Dai, 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 dai.
Siamo quarti, perdiamo una posizione. Ok, anche qua opzioni carburante per 18 giri. La possiamo fare anche il 17. Ci teniamo sempre uno in più. E veloce. Breton, iBox. Dai molli, dai molli. Manca solo Rodriguez ai box. Attenzione, ci supera. Non so come ci fa perdere tempo. Siamo terzi di nuovo, ma Schmidt deve andare ai box. Sta lottando Schmidt. La Molly torna terza, brava Molly. Sharp tenta una strategia, una strategia impossibile secondo me. Vai Molly, qualcuno per il momento non sta sbagliando con la Molly. C'è una tensione indescrivibile, ragazzi. Ho troppo bisogno di questo podio. Ho troppo bisogno di questo podio. Scusate ragazzi, pausa messaggi. Allora. Siamo sempre terzi. Ti prego non bloccare, non fare cappelle Fox, ti scongiuro. Tutti hanno le hard. Sto un attimo sul risparmio però, eh. Breton sempre quindicesimo, Breton non farà... Cioè, i punti sono impossibili per Breton. Dai Molly, dai Molly. Se mi devi risparmiare le gomme mancano 11 laps. 11 fottutissimi laps. Ma cosa vuole il 20? Madonna... Ah, perché sta tirando a cannone per quello. Vabbè, avanti allora, no, stronzo. Mamma mia, raga, che tensione. C'è una tensione che non ve la sto neanche a raccontare perché... Devo arrivare terzo, questo è l'obiettivo. Tanto Sharp ai box, ma ha un vantaggio. Nove giri. Torniamo a neutrale. Ma Sharp è andato ai box e ha messo quelle gomme là. Sharp è in difficoltà secondo me. Tanto qua Breton, dai, 10 giri, adesso fra un po' possiamo alzare anche il carburante, ma aspetto ancora. Quanto ripeto, il terzo posto a me va più che bene. Breton 14esima. Dai Molly, regalaci il The Dream, Molly, regalacelo sto cazzo di The Dream. 7 laps, 7 laps. Sharp, iBox. Ma rimane comunque primo, ragazzi, Sharp, cioè, a tutto 20. Dai che voglio il primo podio in Ferrari, lo merito, cazzo. 6 giri alla fine, 6 fottutissimi giri. Breton sale al 13esimo posto. Breton ci prova. Almeno un punticino per Breton sarebbe bello, ma non arriva, non c'è niente da fare. 5 giri alla fine. Pensa adesso Wrexler e Sharp finiscono il carburante, sarebbe bello, Fioi. Sarebbe troppo bello. %41 le gomme. 4 giri alla fine. Ti prego, regalami il terzo posto. Regalatemelo, tutti insieme. Non ne posso proprio più. Dai, ti prego. Dai, ti prego. Deve finire presto sta gara. Andiamo in risparmio. 3 giri alla fine. E risparmio anche la Lipponen.
Oddio. No, non sono rovinati, vai tranquilla. Breton 13esimo. Tengo per l'ultimo giro il carburante in più. Dai Molly, dai Molly. E non possiamo cambiare le gomme adesso. Breton 14esimo. Inizia l'ultimo giro che per noi. Mi raccomando Molly, ti prego. Ti prego Molly, non mi tradire adesso, sta arrivando però. Dai, 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 dai. Gustavo Costa ha finito il carburante, non me ne frega niente. E siamo terzi! E siamo terzi! Primo podio per la Ferrari, per la scuderia Rossini! Sì, cazzo, il cume c'è. Sono tornato. E vaffanculo. Sì. Siamo tornati, ragazzi. Brava Molly. Qua ho fatto un... Più che altro ho fatto un setup, è stato il setup a darmi la possibilità. Adesso squalifica per tutti e due, voglio lo squalificotto. No, peccato, 13esimi. Però prendiamo 15 punti di una pesantezza scandalosa. Brava Molly. La Molly sale al sesto posto e noi saliamo al sesto posto, però cazzo il quarto, ciao, sì. Ai ai ai, il quarto è tanto indietro però. Sarà un po' duro arrivare, ho paura. Speriamo di no. Speriamo di no, speriamo di avere la clemenza era per il prossimo anno, Figasboro si gode. Vabbè, qua è contento. Soddisfazione aumenta un po'. È aumentata un po', ragazzi. Freni costruiti, per preferire qualsiasi pilota tranne posta. Costruzione freni terminata. Allora, non possiamo migliorare i componenti, chiaramente. Riparazione auto completita. Allora, ok, allora freni. Insomma, dei freni belli cazzuti. Possono arrivare a 1300. Allora possiamo finire. Andiamo di qua. Il motore sta salendo bene. Molto bene. Qua abbiamo 59. Sta salendo anche qua l'alettone. Che può arrivare a 1310, perfetto. Pian pianino ragazzi, pian pianino. Questo può arrivare a 1400, perfetto. Allora, progetta un nuovo componente. Il prossimo è cruciale. Sospensioni. Ancora freni. Allora. Facciamo... Decelerazione più 40. Perfetto. Anche questo, perché se perdiamo un po' di affidabilità, perdiamo. Eh, Possiamo salire bene però, eh. Dopo l'affidabilità chiaramente la miglioriamo noi. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Siamo anche Monaco, cazzo, che palle. Mamma mia, sono molto a rischio, cazzo. Però ho preso un podio, meno male, ma ho qui, ho post. Offerta accettata.
Offerta accettata. Allora, riordina il comando. Allora, vediamo un attimo. Confronto, rifacciamo il confronto. Allora. In frenata addirittura vince la Breton, abilità curve 16, cazzo sorpasso 18,3, però costanza 17, adattabilità bottega, forma fisica migliore, ecco cazzo, le opinioni però sono scarsissime. Vabbè però lei lo possiamo mettere per le prove libere, non è un problema, non è un problema, dai. Solo che il quartiere generale quando mi arriva? Fra 2 settimane. Vabbè, non mi interessa, intanto prendo lei, dopo vediamo. Allora, ok. Firma. Togliamo sabato, che perdo niente con sabato. Ok. Perfetto. Promuovi al posto. Ok. E lo possiamo promuovere. Buono. Dai, siamo un po' migliorati, vediamo. I piloti sono un po' migliorati, perfetto. Buono raga, dai, contratto firmato. Ok, va bene, non per i coglioni. Già spacchi i coglioni è appena arrivata, bene, mi sembra un buon modo di cominciare. Buono raga, un saluto. No, aspettiamo almeno di arrivare alla gara. Ok. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Abbiamo sviluppato un po' di cose, abbiamo preso un nuovo pilota, sempre donne, sulla scuderia Rossini, incredibile. Siamo un po' migliorati per fortuna e niente, speriamo di fare un buon mondiale adesso, di arrivare, non dico, almeno cercare di arrivare sempre quarti o terzi in gara per non far incazzare troppo il presidente. Vediamo. Il nostro presidente. Eccolo qua, soddisfazione, così. Io qua a meno 16, più 5, Pechino, vedi, purtroppo sono le gare di Pechino e Tondela, soprattutto Tondela. Va buono, raga, sotto il comandante veneziano possiamo fare una piccola rimonta.